Ebbene, siamo qui con il presidente di Conegliano in Cima, Patrizia Loberto, e con il vicepresidente Stefano Sperandio. Vorrei da voi delle indicazioni sull'idea che avete avuto di invito ai commercianti, alle associazioni e alle partite IVA di partecipare domani a una riunione spontanea in Conegliano per dimostrare contro questo momento di grande difficoltà delle partite IVA e dei negozi. Patrizia. Ciao Bruno, allora, Patrizia Loberto, presidente dell'associazione Conegliano in Cima. Noi abbiamo pensato di dare un invito a tutti quelli che nel territorio di Conegliano hanno un'attività, un negozio, partite IVA, un artigiano, chiunque abbia un lavoro in Conegliano, nel territorio di Conegliano, di venire domani, venerdì 1 maggio alle 10, posizionarsi, braccia aperte, distanza di sicurezza, muniti di guanti e mascherine, per dare il segnale, per far vedere che siamo degli occhi che stanno guardando il futuro. Devono darci il presente perché dobbiamo riprenderci il nostro futuro. Quindi volevo proprio dire che come Associazione Conegliano in Cima abbiamo invitato il nostro sindaco Fabio Chies, a cui virtualmente consegnerò una chiave, che è la chiave di tutti i nostri destini. Ecco, io ci tengo a dire che dobbiamo esserci presenti per le nostre attività e proprio per il momento in cui stiamo vivendo, vero Stefano? Sì, come diceva Patrizia, l'invito è rivolto a tutti quelli che lavorano e vivono a Conegliano, comunque possono partecipare, non è un problema, distanza e sicurezza assoluto, e mascherine e guanti, c'è la libertà ovviamente di dire la propria idea, e se uno vuole mettere dei cartelli se ne deve comunque assumere la responsabilità, perché non è una cosa organizzata da noi, è un'iniziativa spontanea. Durerà dalle 10 alle 10:15, quindi dopo ci sono i tempi tecnici del deflusso della gente. Ecco. Bene, io Patrizia vi ringrazio per questo messaggio chiaro e speriamo che domani la gente, i commercianti, le partite IVA recepiscano quello che è il messaggio e quello che il messaggio deve essere comunicato dal messaggio. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti, ciao, arrivederci. A domani. A domani.